Io quando sono arrivato ho visto che c'erano delle macchine ferme, appena successo, e l'uomo sotto il cassone. Una scena impressionante. È una scena impressionante, sì. Poi le macchine sono riuscite a passare, e i camion no, purtroppo è dalle 9:30 che sono fermo. Una scena terribile quella che si è presentata davanti a quest'uomo fermo per ore con il suo mezzo pesante lungo la strada regionale 11 nel comune di Vigonza. Un tragico incidente quello di cui è stato testimone. Mancano pochi minuti alle 10 quando il rimorchio carico si stacca dalla motrice di un camion che trasporta rifiuti diretto verso Padova all'uscita da una rotatoria. Da Padova verso Stra sopraggiunge proprio in quell'istante un uomo in scooter, Renzo Fornea, 77 anni, di Vigonza, che viene travolto. Il peso del rimorchio e del carico ritagli di carta non gli lascia scampo nonostante l'allarme lanciato dai numerosi automobilisti che viaggiano lungo la strada e l'immediato arrivo dei soccorsi. A condurre i rilievi la polizia locale di Vigonza. Dai rilievi che abbiamo fatto sembra, come vedete, che il container del rimorchio si sia sganciato, si sia staccato, non abbiamo capito bene. È caduto e ha investito un motociclista che arrivava dal senso opposto. Recuperiamo i mezzi che vengono posti tutti sotto sequestro. Cosa sia accaduto saranno le indagini a stabilirlo. Sotto shock anche l'autista del mezzo pesante, un uomo di 46 anni residente a Martellago nel Veneziano, racconta il testimone. Disperato, ma purtroppo non poteva fare niente, e ha guardato e non poteva fare niente, neanche muovere l'uomo che era per terra, perché non so come si fosse messo. Sull'incidente sarà aperto un fascicolo per omicidio colposo, pesanti le ripercussioni anche per il traffico. La strada regionale 11 che collega Padova alla Riviera del Brenta resta chiusa fino alle 14, con disagi per i residenti e per le numerose attività produttive presenti.